Questo programma vi è offerto da Ermacora, Friuli, Colli Orientali. Ed eccoci qui, una buona domenica direttamente da Cividale. Siamo proprio sul Ponte del Diavolo, ma perché? In occasione proprio del 29esimo Mittelfest che ha avuto inizio proprio ieri. Ed ecco qui al mio fianco il presidente del Mittelfest, Roberto Corciulo. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere venuti, grazie di questo momento in cui possiamo condividere la nostra felicità per essere riusciti a partire con questa edizione, che era un'edizione tutt'altro che scontata. Abbiamo 3 mesi fa, e l'abbiamo detto anche ieri in conferenza stampa, non sapevamo se potevamo fare Mittelfest, quindi per noi è stato un grande lavoro, un grande risultato e siamo molto felici di tutto questo. Uno dei pochi festival, intanto Mittelfest è un festival della musica, dell'arte e anche della danza proprio che fa parte, no, di questo settore, ma è uno dei pochi festival che ha avuto anche il piacere di avere il pubblico. Sì, abbiamo premesso che molti dei festival sia a livello italiano che europeo sono stati annullati, alcuni sono stati fatti e verranno fatti solo in streaming, quindi questo per noi oggi di poter fare un festival dal vivo, con artisti dal vivo, chiaramente all'interno di regole Covid, in luoghi chiusi, dove cerchiamo di fare il massimo della sicurezza per tutti coloro che verranno e stanno partecipando. Per noi era il risultato da fare, perché in quest'anno disastroso, soprattutto per il mondo artistico, dove molti artisti sono rimasti bloccati, non possono lavorare, quant'altro, per noi era importante fare un festival dal vivo per poter coinvolgere gli artisti, per poter dare loro la possibilità di stare col pubblico e di vivere in empatia, che è poi il titolo del Mittelfest di quest'anno, col loro pubblico. Quindi quello era l'obiettivo. Tant'è che abbiamo anche coinvolto di fatto più dell'80% degli artisti sono locali e italiani, proprio in questa logica di supportare questo settore che è stato veramente uno dei più massacrati dal Covid e su cui riteniamo la nostra sfida sia stata quella proprio di dare un segnale di continuità per andare avanti, per essere sul pezzo. Questa era la nostra sfida, ci siamo arrivati, ieri siamo partiti, è stata una grande giornata. Tra l'altro, mi scusi, dovrebbero fra poco anche vedersi delle immagini proprio della serata di ieri, appunto, com'è andata? Ma direi molto bene, è stato un momento, ieri sera abbiamo avuto in Duomo, qui a Cividale, il Requiem di Mozart, lo abbiamo voluto in onore di tutti coloro che sono caduti, che ci hanno lasciato durante il periodo del Covid e soprattutto per quelli che hanno lavorato e hanno perso la vita durante questo periodo per garantirci anche a noi la nostra sopravvivenza, quindi è stato un saluto rivolto ai medici, agli infermieri, a tutte le persone che hanno aiutato, alle forze dell'ordine, protezione civile, a tutti coloro che hanno lavorato e molti di loro hanno anche lasciato la terra, ci hanno lasciato e quindi per noi era importante questo momento. Abbiamo avuto un foltissimo pubblico, una richiesta importante, credo sia stato un momento importante per tutti, avevamo FVG Orchestra, il coro del Friuli Venezia Giulia, oltre 100 persone in chiesa e in Duomo, era un momento veramente pazzesco, molto bello e molto sentito da tutti. Presidente, abbiamo detto 29esima edizione, come si è arrivati fino ad oggi? Ma allora, con tanto lavoro e con una storia, che è importante. Questo festival nasce nel 1991, un momento particolare dopo la caduta del muro, voluto all'epoca da De Michelis, da Lince, Iniziativa Centroeuropea, che è stata poi una delle pochissime iniziative italiane diplomatiche forti, dove l'Italia è stato uno dei protagonisti ed è tuttora uno dei protagonisti, anche se chiaramente dopo 30 anni il mondo è cambiato. All'epoca è stata usata la cultura e Cividale è stato scelto proprio per sciogliere i confini, per trovare un momento di dialogo comune usando la cultura.
e devo dire che anche oggi questo messaggio è valido, è ancora più valido proprio perché il Covid ha fatto riemergere confini, ha fatto riemergere come dire, divisioni, cose a cui non eravamo più abituati, non siamo più abituati, e quindi credo che ancora oggi quella radice sia importante in questo momento. È chiaro, i tempi sono cambiati, non siamo più come dire, con quel tipo di emotività dopo la caduta del muro, oggi ci sono emotività diverse ed è anche su queste nuove emotività che lavoreremo per far sì che il Mittelfest continui ad avere questa sua capacità di visione del futuro. Quando abbiamo registrato anche a Telefriuli durante il lockdown, abbiamo usato lo slogan visionario del 1991, ecco, credo che la cultura debba essere questo, deve essere visionaria e deve curare l'anima delle persone, come i medici curano il fisico e sono in grado di darci appunto questo tipo di supporto, di sollievo. L'arte deve avere questo compito di curare l'anima, di essere qualcosa che porta avanti, guarda avanti e ci dà, diciamo, modi diversi di interpretare la vita e visioni diverse, quindi questo è un po' lo spirito con cui Mittelfest va avanti. Chiaramente siamo all'interno di un territorio pazzesco, bellissimo, che è la Mitteleuropa, noi siamo il cuore e questo è un po' anche, lo dice la stessa parola, Mittelfest incarna di fatto da sé quella che è la visione del festival, quello di essere una piattaforma all'interno della Mitteleuropa con una radice molto forte che è qui a Cividale e nel territorio Friuli Venezia Giulia, però vuole essere una piattaforma culturale allargata a tutta l'area, allargata ai vari settori e stiamo lavorando per questo perché il futuro, credo, questo festival come lo è stato nel tempo sarà e potrà essere molto importante per il territorio per creare, diciamo, questo, come dire, questa empatia fra tutti, questa sinergia che è l'altro slogan su cui noi stiamo lavorando assieme a tutto il territorio. Crediamo che sia molto importante oggi fare sinergia, è una parola che uso sempre. Anche qui sul territorio abbiamo voluto usare sempre e abbiamo ricevuto un grandissimo supporto dalla Regione, del Comune, dalle varie istituzioni, Civibank, ERT, che sono i nostri soci istituzionali, ma anche del resto del territorio ci hanno supportato in questo progetto e noi saremo attenti a farci supportare anche per il futuro. Quindi lei ha detto una cosa bellissima, l'arte cura l'anima, quindi venire al Mittelfest. Sicuro, al Mittelfest bisogna venire in sicurezza, abbiamo 3 location, quindi siamo proprio come dire, nel massimo della sicurezza per chi vuole venire, abbiamo degli spettacoli bellissimi, abbiamo 25 spettacoli con tutte le repliche, arriviamo a 41, di cui 10 prime nazionali e alcune prime mondiali. Ieri abbiamo avuto Romeo Castellucci con Terzo Reich e Alessandro Benvenuti che fondamentalmente erano 2 prime mondiali, quindi di tutto rispetto, quindi credo che chi verrà al Mittelfest avrà delle belle sorprese e soprattutto troverà una qualità altissima e invito a venire, chiaramente telefonando alle segreterie perché i biglietti non si trovano all'ultimo momento, bisogna prenotare, insomma bisogna fare tutto quello che richiedono oggi le norme Covid per poter accedere. Benissimo, Presidente, chi è il direttore artistico? È sempre lui, giusto? Certo, Aris Pasovic è il direttore artistico e questo è il suo 3° anno. Che chiamiamo qui, vediamo se ci può raggiungere Aris. assieme anche a... chi c'è anche con Aris Pasovic? Cristina Savi, la Giulia Caligaro, che sono le nostre addette stampa e che ci supportano appunto nella relazione con tutti i giornali locali e nazionali e che sono anche loro uno dei punti di riferimento all'interno della nostra organizzazione, che è un puzzle fatto di tante persone che si occupano dei vari punti dell'organizzazione. Mittelfest è un grande puzzle, un puzzle proprio che poi anche rappresenta appunto il territorio come è composto e quindi la forza di essere assieme, diciamo, di questo gruppo di lavoro ha fatto sì che Mittelfest si tenesse, si aprisse, si iniziasse e andrà avanti, diciamo, in grande forza. Benissimo, Presidente, io quindi adesso mi sposto, vado dal direttore artistico, noi ci vediamo dopo. Grazie. Ed eccoci qui, ufficio stampa e anche il direttore artistico. Buongiorno. Buongiorno. La nostra Cristina ci aiuterà a fare anche, oltre ad essere ufficio stampa, ma ci aiuterà a fare anche da interprete, quindi questo Mittelfest, diciamo che la parola chiave è Empatia. empatia. Come mai?
It's now pretty obvious, that empathy is something that we need very much. Empathy is something that will keep society together. Beh, insomma, sembra ovvio in questo momento, no? L'empatia è quello di cui abbiamo più bisogno, abbiamo molto bisogno, è qualcosa che tiene la società insieme, ci tiene uniti. È un collante che appunto lega la comunità. Certo, soprattutto in un momento come questo. Quindi insomma, grande, come si può dire, grande solidarietà anche proprio in vista anche del concerto che è stato fatto ieri sera. Abbiamo già parlato anche con il Presidente, un concerto proprio per le persone che hanno avuto insomma, dei problemi purtroppo, e anche alcuni non ci sono più. Yeah, we wanted to pay the tribute to the victims of COVID-19 because Italy was very, very badly hit and had this epic struggle against COVID. Sì, volevamo proprio rendere omaggio alle vittime del Covid-19 perché come sappiamo purtroppo l'Italia è stata duramente colpita e quindi era necessario, insomma, un tributo necessario. Senta direttore, che cosa vuol dire fare il direttore artistico del Mittelfest? Look, it's wonderful to work with the arts. I love arts. I'm an artist. I love artists. I love the audiences. And in this space, it's particular because Mittelfest brings East and West together. And Cividale is really this bridge between different cultures. Sì, lui dice che a lui ovviamente piace molto lavorare per l'arte e specialmente qui a Cividale che unisce l'Est e l'Ovest, quindi anche l'arte e la cultura dell'Est e dell'Ovest. Cividale è proprio un ponte, come proprio quello in cui siamo in questo momento. Quindi perché venire al Mittelfest? Why to come to Mittelfest? Oh, because look, first because you will be safe, because we are taking care about all the measures against COVID-19. Sì, intanto perché qui saranno al sicuro, perché noi ci stiamo prendendo cura e applichiamo severamente tutte le regole per garantire un festival Covid-free. And then you will see wonderful artistic works by Friulian artists, Italian artists and European artists. E poi perché si vedranno degli artisti magnifici, friulani, italiani ed europei naturalmente. Benissimo, io la ringrazio direttore artistico, grazie Cristina, quindi noi andiamo, grazie. Grazie. One thing I think is important, and that was clear yesterday, that there was a message that we sent together from the opening, that this is now the crisis that we should all be together to overcome. And culture is a very important instrument, very important way to do it. Sì, diciamo che questo è un messaggio che abbiamo cercato di dare, no? Anche ieri, che questo è il momento di affrontare insieme, no? Questa crisi e superarla insieme, e la cultura e l'arte sono ovviamente un mezzo importante per fare questo. Benissimo, grazie. Grazie. Quindi andiamo qualche minuto in pubblicità e ci vediamo fra pochissimo. 29esima edizione di Mittelfest. Mittelfest non poteva essere fatto se non qui nel Friuli Venezia Giulia, perché appunto è una regione che ha tante influenze mitteleuropee. Ieri sera è partito e proprio qui al mio fianco è partito con un concerto appunto in onore delle vittime di questa pandemia che sappiamo tutti che c'è stata, e qui al mio fianco c'è il direttore della FVG Orchestra, Claudio Mansutti. Buongiorno. Buongiorno. Beh sì, è stato un concerto fortemente emotivo, possiamo dire, perché la prima parte era con il Requiem, con 4 grandissime voci, il coro del Friuli Venezia Giulia, la FVG Orchestra, e però anche un momento di importante ripartenza, perché
abbiamo voluto col direttore artistico di Mittelfest pensare una prima parte di omaggio ai caduti con il requiem forse più famoso in assoluto, quello di Mozart, ma fino alla parte autografa di Mozart, quindi fino alla Lacrimosa, per poi invece andare verso la sinfonia dal nuovo mondo, e già il titolo ci dice un nuovo mondo, quello che forse ci aspetta, quello che ci auguriamo, con questa bellissima musica di Dvorak, tra l'altro chiaramente mitteleuropea, perché lui era un mitteleuropeo che però era andato a vivere negli Stati Uniti, quindi c'erano tutta una serie di fili di collegamento a mio parere molto interessanti e molto calzanti per il nostro periodo, e devo dire che il direttore Filippo Maria Bressan ha emozionato, penso veramente molto il pubblico, ha fatto un grandissimo concerto, ha trascinato l'orchestra al coro ad un'esecuzione a mio parere veramente di altissimo livello. Forse adesso riuscite a vedere anche qualche immagine che sta scorrendo, fra pochi minuti le vedremo. Qual è la cosa più significativa che ha avuto per lei questo concerto? Sicuramente il fatto di poter ripartire, di poter fare concerto in presenza in un festival così importante, non è scontato, perché devo dire, io ho la fortuna di andare un po' in giro per l'Italia, sono poche le orchestre che hanno ricominciato a lavorare e noi siamo ripartiti col 1° di luglio, e pochi festival che fanno l'attività quest'anno in presenza, però farlo vuol dire aiutare le persone a tornare ad una normalità, uscire a sentire la musica dal vivo, a creare un'emozione che poi ci aiuta anche a ripartire nella vita normale. La parola chiave di questo Mittelfest è empatia. La musica, diciamo che proprio è al centro dell'empatia, vero? Senza empatia non si fa musica ad alto livello, a mio parere. È proprio la caratteristica di questo direttore che abbiamo potuto ascoltare, era quello di creare empatia, che non è facile attraverso 90 persone che c'erano ieri sera, quindi immaginatevi qual è la difficoltà anche di un direttore di trascinare 90 persone che magari la pensano anche in maniera diversa. Invece si vedeva proprio dall'espressione dei musicisti quanto erano coinvolti nell'esecuzione, e quindi direi proprio che empatia era la parola giusta per il concerto di ieri sera. Quanti elementi c'erano? Allora, c'erano una cinquantina di orchestrali, 45-46 diciamo, e una cinquantina di coristi, più i solisti, quindi parliamo praticamente di 100 persone sul palcoscenico, diciamo così. È stato importante perché Mittelfest è il festival della regione e questa è l'orchestra regionale, quindi era un connubio assolutamente da rinsaldare e da rilanciare anche per i prossimi anni. Direttore, perché fare musica? Guardi, questa è una domanda che sembrerebbe difficile, ma poi ho scoperto con un medico che è molto facile invece, perché noi recepiamo la musica con i centri istintivi, quindi quelli che ci permettono di sopravvivere, di salvarci se c'è un pericolo, di cercare il cibo quando abbiamo... Quindi non possiamo fare a meno della musica, la domanda è inversa, non possiamo fare a meno perché la recepiamo proprio con i centri istintivi, e quindi è necessaria per riuscire ad avere una serenità del nostro vivere. Quindi FVG Orchestra, insomma un grande progetto e anche per il futuro. Sì, un progetto nato da un anno, quindi da pochissimo in realtà, con tanti giovani, e se ne aggiungeranno ancora, l'orchestra crescerà sicuramente, ha fatto già un salto notevole di qualità che ci è stato attestato da grandi musicisti, adesso avremo un importante progetto che tra poco annunceremo in autunno, arriviamo con l'attività fino ai concerti di Capodanno, possiamo dire, e poi rilanceremo sul prossimo anno con iniziative ancora più interessanti. Sicuramente l'obiettivo è quello di dare una stabilità nel tempo a questa orchestra, grazie anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, e di diventare uno degli ensemble importanti a livello nazionale. Benissimo, io la ringrazio, Claudio Mansutti, forse ci rivediamo più tardi e quindi venite al Mittelfest. Senza dubbio, un tempo bellissimo, atmosfera incredibile, bisogna assolutamente partecipare, dando così anche un segno ai musicisti e agli artisti che in questo momento vogliono ripartire. Grazie. Grazie a voi. Io mi sposto, anzi chiamo qui una attrice, componente del coro Friuli Venezia FVG, Monica Mosolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E quindi insomma ieri una grande giornata.
Sì, diciamo che è stato molto emozionante per noi del coro, sicuramente perché il fatto di ricominciare a cantare, cosa che ovviamente non avevamo potuto fare per un sacco di tempo, sicuramente ci ha portato molta emozione per chi canta, per chi fa musica insieme, come succede nelle orchestre e nei cori. Ovviamente c'è la necessità di farlo tutti insieme e il fatto di poter ricominciare a farlo è stato veramente bello, proprio ci ha aperto il cuore. Poco fa ho chiesto al direttore dell'FVG Orchestra perché fare musica e lui ha detto: l'ho scoperto assieme a un medico, perché la musica stimola questi centri del sistema nervoso istintivi. Ma io voglio chiedere a lei perché bisogna fare musica. Fare musica è una necessità dell'anima, mi viene da dire. Molte delle persone con cui canto lo fanno in maniera del tutto amatoriale, quindi non per lavoro, ma ne sentono la necessità. È qualcosa che fa stare bene e in particolare fa stare bene cantare insieme e fare musica insieme. Questo è veramente una cosa che dona benessere a tutti gli effetti. Quindi un'esperienza grande quella di ieri. Sì, è stata un'esperienza veramente bella, grande, anche vedere finalmente un pubblico davanti, un pubblico dal vivo è stato sicuramente molto forte per noi. Quindi FVG Orchestra è un progetto nato da un anno, ma c'è anche la presentazione di un altro concerto, giusto? Sì, allora noi quest'anno con il coro del Friuli Venezia Giulia presenteremo nel corso dell'ultima giornata del festival, quindi domenica prossima, questo progetto che si chiama Sconfinati. Sconfinati è un progetto sui mondi di frontiera. Abbiamo scelto questo tema perché la nostra terra è una terra di frontiera e c'è la necessità veramente di rendere noto quanto questo suo essere di frontiera sia un valore aggiunto per questa terra. Quindi abbiamo selezionato assieme al coro e assieme a Bottega Errante, che è questa associazione culturale che si occupa anche di editare, di pubblicare in Italia libri dall'est europeo, abbiamo selezionato testi e musiche che potessero essere significativi del concetto di confine e di frontiera, non solamente il confine geografico, che è il punto da cui ovviamente partiamo, visto dove ci troviamo, sì, ma anche il confine in ogni senso, il confine anche amministrativo, burocratico, i confini che stanno all'interno delle persone, fino ad arrivare all'ultimo tipo di confine che abbiamo conosciuto questa primavera, che era la porta della nostra casa. Quindi abbiamo voluto indagare questi argomenti, queste sensazioni, queste immagini che tutti questi concetti portano in sé. Ma lei è un'artista multitasking, se mi posso permettere, lei è anche un'attrice. Sì, infatti io assieme ad Alessandro Venier saremo i protagonisti proprio dello spettacolo, leggeremo questi testi che sono stati selezionati e ci alterneremo con la musica, che sarà veramente molto bella anche in questo caso. Ma perché venire a Mittelfest? Intanto perché il luogo è meraviglioso, io lo metterei veramente come primo. È stupendo. È splendido, esattamente. Poi perché gli appuntamenti sono veramente di grande qualità, sono selezionati con cura e sono in grado di dare grandi emozioni. E poi perché quest'anno in particolare abbiamo la necessità di tornare a vedere qualcosa dal vivo e quindi l'emozione che dà uno spettacolo dal vivo non è riproducibile attraverso la televisione o qualche altro mezzo, bisogna esserci. È vero, ha ragione. Senta, ma si può iniziare a fare musica anche diciamo in età adulta? Ma assolutamente sì, perché la musica, e in questo è molto comune al teatro questa situazione, se la musica è qualcosa che regala, dona qualcosa all'anima, dona serenità, dona piacere all'anima, qualunque momento è buono per cominciare. Ed eccoci di nuovo qui, siamo sempre a Cividale, le campane stanno suonando, 29esima edizione di Mittelfest, un'edizione appunto dove la parola chiave è empatia e adesso accolgo qui un'attrice, Maddalena Crippa. Buongiorno.
Buongiorno, quindi insomma 29esima edizione, che cosa si può dire intanto? Ma si può dire intanto che siamo felici di essere qui, che nonostante questo anno horribilis per tutti noi della cultura, del teatro, della musica, si riparte, anche se in maniera piccola e sommessa, ma si riparte. Qual è il contributo che un artista può dare in questo momento? Ma in questo momento appunto io ho scelto di portare Etty Hillesum, che è una donna eccezionale, una maestra di vita straordinaria, e penso che le sue riflessioni, la sua parola sia oggi più che mai necessaria e possa essere davvero un balsamo per il cuore e l'anima delle persone proprio in questo momento particolare. Che cosa ci può raccontare della sua appunto opera? Ma della sua opera lei è una giovane donna olandese e ha scritto un diario, edito da Delphi dal 41, 42 e 43, perché poi lei è morta da Auschwitz a soli 29 anni, ma questo diario è davvero un testo eccezionale per una ricerca interiore e di autonomia che ognuno deve scoprire in sé per vivere questa vita a pieno e per non essere dipendente da niente, da nessuno, ma trovare la propria fonte di energia e di il proprio coraggio. Assolutamente no, ma il proprio coraggio, ma la propria originalità e la propria, ripeto, fonte di energia. Lei diceva che Dio è in noi, non è fuori di noi, e dunque sta a noi di sotterrarlo e farlo emergere, così essere davvero autonomi della propria vita, no? E dunque anche essere felici, saper godere di quello che si ha, perché oggi abbiamo tutto e non sappiamo godere più di niente. Ma con me c'è anche il musicista che mi accompagna, lo vogliamo chiamare? Ma certo, lo inviti lei qui allora. Allora, Gianmario Conti, che è non solo un musicista straordinario, suona arpa celtica e armonica a bocca e mi accompagna in questo spettacolo, ma anche un artista, perché lui anche lavora, disegna e dipinge. Buongiorno. Buongiorno. Quindi adesso stavamo parlando appunto dell'opera che ha scelto Maddalena, ma per lei che cosa significa venire al Mittelfest? Che cos'è il Mittelfest? Ma per me è un'occasione, è una rivelazione, perché è un festival molto importante, quindi sono onorato di essere qui nella terra friulana e con Maddalena è bellissimo lavorare, mi trovo benissimo. Quindi un'opera molto importante, dicevamo. Perché lei ha deciso di portare proprio quest'opera qui? Ma perché, ripeto, in questo momento, siccome è una voce, è una lettura, non è uno spettacolo, è una lettura interiore, intima, e per questo c'è l'apporto di Gianmario è fondamentale, no? Perché lui suona l'arpa celtica e l'armonica, che sono due strumenti che davvero aiutano a questa introspezione, a questa concentrazione, perché troppo la nostra vita è sull'esteriorità e anche in questo momento si sente parlare solo di economia, ma la vita non è solo di economia, c'è anche l'anima, ci sono anche i sentimenti, c'è anche, no, le cose che ci attraversano e che dobbiamo saper elaborare e convivere e capire le cose che ci attraversano per godere appieno della nostra vita, e di questo oggi, in questo tempo che viviamo, se ne parla sempre di meno e dunque è fondamentale poter ascoltare. Infatti invito tutti di non perdersi per niente al mondo questa possibilità di un'ora di ascoltare una voce tanto importante e tanto che cura, è una voce che cura. Prima ho chiesto al presidente del Mittelfest Corciulo, ho chiesto perché fare arte, e lui mi ha detto perché l'arte cura l'anima.
Ma assolutamente, l'arte, la bellezza, la cultura è anche un momento in cui come dire, bisogna assumersi la propria responsabilità dentro questo mondo, e devo dire che l'arte e la cultura oggi è fortemente minacciata, non è abbastanza sostenuta, e questo è sotto gli occhi di tutti, cioè la gente è imbottita di droghe, antidepressivi, alcol, qualsiasi cosa, pur di non pensare, pur di non, come dire, no, vivere responsabilmente e autonomamente, e invece c'è bisogno, ci sarebbe molto più bisogno di scuola, arte e cultura, perché ripeto, la vita è breve e bisogna anche saper godere di quello che si ha, e questo non te lo dà, come dire, il lato materiale. Puoi essere ricchissimo e la persona più infelice del mondo, per cui venite a sentire Etty Hillesum. Benissimo, grazie. Io mi sposto un attimo perché voglio appunto parlare con il suo aiutante musicista, possiamo chiamarlo così? Assolutamente, assolutamente. Gianmario, qual è la chiave che ha trovato, che le ha permesso con la sua musica di far arrivare, appunto come diceva Maddalena, di fare in modo che questa introspezione avvenisse? La chiave, vabbè, io vengo da una storia di meditazione, insegno e pratico yoga da tantissimi anni, quindi Etty Hillesum l'ho vista come una donna di una spiritualità immensa, e con lei sono entrato nel profondo delle cose e della musica, e tramite lei che ho potuto entrare ancora di più nell'essenza delle cose, e quindi anche come pittore e come musicista ho creato cose che mai avrei immaginato. Quindi devo tanto a questa grandissima ragazza che ha vissuto talmente poco, ma matura come se avesse 90 anni. Quindi la musica può fare tutto, Sì, si può dire questo? Cura, sì, la musica cura. Sì, è un balsamo. E lei cosa suona? Arpa e pianoforte. Arpa e pianoforte. Armonica a bocca sempre che accompagno con l'arpa. Benissimo, io sono avvolta da un'atmosfera in questo momento bellissima, perché le vostre parole, devo dire la verità, proprio trasmettono un'armonia. Esatto, e voglio anche citare Giulia Calligaro, che è praticamente la persona che ha dato vita e origine, ha fatto la drammaturgia di questo spettacolo, perché, ripeto, il libro di Etty è un libro alto così, e Giulia invece ha fatto la drammaturgia, cioè ha tratto da questi diari di 3 anni, che sono molto voluminosi, questo percorso, e lei è una fan di Etty Hillesum, come lo sono io, e ripeto, ci ha unito questa responsabilità di dare voce, perché poi stranamente tutti conoscono per esempio Anna Frank e nessuno conosce Etty Hillesum, ma l'importanza delle parole di Etty Hillesum è straordinaria, e proprio per questo va fatta sentire, va fatta conoscere, va fatto tante volte questo spettacolo, perché trovo davvero che è un'ingiustizia che non sia conosciuta così tanto questa grande donna, ripeto, questa grande donna che ha fatto un percorso in soli 29 anni, no? Che sono pochi in fondo, ma quindi anche un po' grazie a lei, Maddalena, qualcuno insomma si interesserà. Certo, io spero di sì, perché di portarla a lungo, va bene? Grazie, ma l'ultima cosa che vi voglio chiedere a entrambe: empatia con l'arte, che cosa significa? Ma l'arte nasce per gli uomini, l'arte e la cultura è la possibilità di condividere le cose, di domandarsi, di chiedersi, di ragionare, di riflettere, ma anche proprio di vivere delle esperienze di emozione, di sensazioni, ma perché noi siamo esseri sociali, allora anche questo Covid che ci ha così isolato, è questo che dobbiamo invece riconquistare, la gioia della vicinanza, dello stare insieme, del condividere
condividere le cose, perché ripeto, noi siamo esseri sociali, dobbiamo essere insieme agli altri, da soli moriamo o secondo me si spegne la potenza dell'essere umano, quello che ha, no, di grande, di bello è da mettere in condivisione con gli altri, di condividere con gli altri, e per questo empatia mi sembra una parola fantastica che ha scelto il Mittelfest, specialmente in questo anno horribilis. Grazie Maddalena. E invece secondo lei? L'arte ti permette una catarsi continua, una purificazione senza spendere nulla poi, perché è come se fosse il tuo psicologo, e quindi entrare nell'arte ti permette un'analisi, un confronto col tuo sé interiore. Grazie. Prego. Grazie a Gianmario Conti e a Maddalena Crippa. Qualche minuto di pubblicità e ci vediamo qui per l'ultima parte. Ultima parte di questa diretta proprio da Cividale per la 29esima edizione del Mittelfest, parola chiave, empatia. E qui ne voglio parlare proprio in merito a questa parola che racchiude tante cose, tante emozioni. Ne voglio parlare proprio con il fotografo, direttore artistico del progetto. Come si chiama questo progetto? Empatiar. Luca D'Agostino, buongiorno. Buongiorno a tutti, buona domenica. Grazie. In che cosa consiste questo progetto? Ma guarda, innanzitutto sono ovviamente molto felice anche di questa cosa, perché io sono da tanti anni ormai fotografo storico di Mittelfest e quindi conosco molto bene Mittelfest e la realtà di Mittelfest. Questo è un anno ovviamente molto particolare e quindi già parecchi mesi fa avevamo provato a immaginare un qualche cosa che è un modo diverso per raccontare da un certo punto di vista l'arte, la cultura, ma anche il territorio. Allora, essendo fotografo, essendo in contatto anche con un sacco di realtà legate alla tecnologia e quindi alla realtà aumentata, alla realtà virtuale, ho provato a immaginare un qualche cosa in questa direzione, cioè un linguaggio diverso, un linguaggio che nasca, se vogliamo così, dal Covid e lo trasformi in maniera positiva in qualcosa che si può fruire in maniera contingentata, praticamente tradotto. Sì, traduciamo a casa. A chi vorrà vederlo, perché tra l'altro lo teniamo aperto tutti i giorni fino alla prossimo sabato. Si tratta di una visita che si può fare singolarmente dalle 4 del pomeriggio alle 7 al Museo Archeologico. Cosa succede? Succede che semplicemente bisognerà prenotarsi, ovviamente. Sì. Questo è nelle disposizioni di quest'anno. Il visitatore indosserà degli occhiali di realtà virtuale. I suoi occhiali sono bellissimi. Grazie. Indosserà questi occhiali e praticamente si troverà dal Museo Archeologico immerso in una realtà diversa. Non svelo troppo, ma quello che voglio dire è che la cosa bella, secondo me, è che mi hanno dato la possibilità di coinvolgere delle professionalità della regione in tutti gli ambiti, per cui praticamente dal punto di vista della realizzazione tecnologica ho lavorato con Antonio Giacomin di Fluido, che è quello che ha realizzato le riprese in VR. Per la parte dell'audio, perché c'è un audio, abbiamo lavorato con Gianluca Laboria e con Stefano Amerio, insomma, quindi abbiamo puntato al top in regione, ma soprattutto ho coinvolto un musicista delle nostre parti, che è Massimo De Mattia di Pordenone, un flautista che si è prestato a creare istantaneamente una musica per entrare empaticamente in contatto col luogo dove l'abbiamo portato e per cercare di trasmettere delle emozioni empaticamente al pubblico che vorrà vedere queste cose. Una composizione flash. Una composizione flash, direi che la cosa più bella è la realtà fra il territorio e l'arte, quindi riuscire a immergere la performance artistica nel territorio, in un luogo come Cividale del Friuli, che permette veramente di muoversi in ambiti continui, c'è una bellezza ovunque, è la cosa più bella, decisamente. Grazie. Niente, grazie a voi. Se volete siamo qua fino a sabato, quindi venite al Mittelfest. Bisogna venire al Mittelfest, ovviamente non solo per Empatiar, ma per tutto il Mittelfest, per un festival straordinario, soprattutto in questo periodo.
Luca D'Agostino, grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie. Adesso io voglio raggiungere, anzi mi faccio raggiungere, anzi ci raggiungiamo dal sindaco di Cividale, Stefano Ballo. Buongiorno. Buongiorno Sara, buongiorno a tutti. Quindi siamo quasi alla 30ª edizione, cioè il prossimo anno saremo quasi alla 30ª edizione. Ma il prossimo anno sarà un anno speciale per questa città, perché Mittelfest festeggerà i suoi 30 anni e la città di Cividale i 10 anni dal riconoscimento UNESCO, quindi dall'inserimento nella World Heritage List, e saranno 700 anni dalla morte di Dante, con una serie di iniziative che partiranno proprio da Cividale, che conserva per il tramite della Fondazione De Claricini i codici danteschi. Insomma, un anno veramente interessante nel segno della cultura e nel segno anche di una città che ha sempre voglia di stupire per le proposte che come quest'anno Mittelfest porta con sé, guardano al futuro, all'empatia e al fatto che la gente ha voglia effettivamente di condividere e di ritornare a vivere una nuova socialità dopo questa parentesi di Covid-19. Mi sembra di vedere tanta gente qui, ci sono tante persone, piccoli, persone adulte e anche anziani. Com'è vedere, qual è l'effetto che fa vedere così Cividale? Ma è una grande soddisfazione evidentemente vedere che questa voglia che le persone hanno manifestato con la loro presenza sia stata proprio interpretata da tutti noi, in particolare da Mittelfest, come una sfida vinta in partenza, e cioè il fatto che l'impegno nel garantire la ripartenza di un festival è stato un qualche cosa, come dire, quasi di unico in Europa. Abbiamo osservatori che sono venuti appunto da tutta Europa, dove molti festival dal vivo non sono partiti, a guardare come ci stiamo comportando, come Mittelfest appunto voleva ripartire. E il fatto che appunto tantissime persone siano venute a trovarci, stiano arrivando in queste ore a Cividale, ci fanno ben sperare e capire che appunto questo festival e questa città hanno tanto ancora da dire e da raccontare. Grazie Sindaco. L'ultima domanda: perché venire a Cividale? Perché Cividale è una città nella quale una persona che non è mai stata si troverebbe subito bene, a suo agio, e per chi c'è stato troverà sempre qualche cosa di nuovo da vedere e da scoprire. In particolare il prossimo weekend, l'11, inaugureremo nuovamente la riapertura appunto di Palazzo De Nordis, con uno spettacolo che Mittelfest porterà avanti per 3 giorni, un'anteprima con la collezione della famiglia De Martis nell'ambito di questa nuova esposizione permanente, ed è un'occasione in più, unica come anteprima, che mi auguro venga colta da tutti, e quindi vi aspettiamo a Cividale per Mittelfest ed in particolare per l'inaugurazione della mostra a Palazzo De Nordis della Galleria della famiglia De Martis. Sindaco, grazie tante, grazie e buona giornata. Altrettanto a voi. Grazie, grazie. E quindi 29ª edizione del Mittelfest, iniziata ieri sera con un'orchestra, con la FVG Orchestra. Tra l'altro prima abbiamo intervistato una attrice ma anche una corista di questa orchestra, Monica Mosolo, non Cristina, una precisazione. Io vi auguro una buona domenica e restate sempre su Telefriuli. Grazie al nostro Paolo Bassi e al nostro Francesco in regia. Grazie e buona giornata. Questo programma vi è stato offerto da Ermacora, Friuli, Colli Orientali.